Provo? Sì, perfetto. Ricominciamo? No. Allora, il professor Verdoia è professore associato di geofisica e geotermia presso l'Università di Genova, con interessi scientifici diversi che vanno dal flusso di calore terrestre per lo studio della geodinamica agli aspetti applicativi proprio della geotermia. Autore di numerosi articoli, di monografie, di un libro, ma è stato anche consulente scientifico in progetti di ricerca per lo sfruttamento, la valutazione delle risorse geotermiche in Indonesia, in Etiopia, scusate. Dottor Orsi invece è geologo libero professionista, è docente a contratto di geotermia applicata presso l'Università di Genova, fa parte del Consiglio Nazionale dei Geologi, fa parte anche della piattaforma Geotermia, che è un tavolo di supporto ministeriale per le norme in tema geotermico. Ha esperienze diverse nella progettazione di impianti geotermici sul territorio nazionale, in particolare su quello ligure. Oggi ci parleranno quindi di questi semi geotermici. La geotermia potrebbe essere è una energia rinnovabile, è un'energia green e quindi è interessante nel campo della transizione diciamo verde, transizione energetica per un futuro che sia energetico e più sostenibile. E finora si può dire che è stata sviluppata soltanto in piccola parte, potrebbe avere sviluppi più diversi e quello di cui ci diranno oggi, visto che può essere applicata sia in campo civile sia in campo invece diciamo industriale, è proprio come c'è nel titolo applicata alla climatizzazione degli edifici, e anche in Liguria questo, anche se noi non abbiamo la percezione che la Liguria sia una regione che abbia delle risorse di tipo geotermico, invece ci racconteranno appunto dell'applicabilità anche nella nostra regione. Allora incomincia il professor Verdoia, lascio a lui la... Grazie. Buonasera a tutti, quindi argomento scottante in generale, direi la geotermia, ma per la Liguria diciamo che non è proprio scottante, però a tiepidino lo è. Ecco, quello che vorremmo dimostrare è che appunto nonostante la Liguria non è pensata, non è immaginata come una regione geotermica, ce ne sono altre in Italia dove tutti hanno sotto gli occhi le immagini delle manifestazioni termali, le fumarole, i vulcani e quant'altro. La Liguria non ha niente di tutto ciò, però guardando bene nel dettaglio e scavando bene nel sottosuolo vedremo che invece ci sono delle potenzialità nascoste che basta veramente poco perché vengano alla luce. E quindi direi che un'introduzione è già stata sostanzialmente fatta. Che cos'è la geotermia? La geotermia, o meglio l'energia geotermica, è una fonte ormai ritenuta a tutti gli effetti una fonte rinnovabile, ha dei vantaggi diciamo oggettivi, nel senso che a differenza di altre fonti rinnovabili quali il solare, eolico ad esempio, è disponibile in continuo, no? Il vento quando c'è possiamo produrre energia, quando non c'è non possiamo produrre energia, invece il calore interno terrestre c'è sempre, è indipendente dalle fonti classiche, le fonti fossili, quindi da petrolio, carbone e quant'altro. Pertanto è una risorsa che è strategica nei confronti verso una transizione verso uno sviluppo energetico sostenibile e green, no? Si usa tanto questa parola oggi. A livello mondiale direi che non tutto il potenziale geotermico è sfruttato, così come in Italia, lo stesso si può dire per l'Italia. Ci sono diverse aree d'Italia che non sono state ancora assolutamente sfruttate. E il geotermico in Italia oggi parla prettamente toscano, no? È la Toscana la regione dove si fa della geotermia, come dicono loro, no? Però come vedremo, ecco, è per quello che riguarda la geotermia classica, cioè quella che
che guarda alla produzione elettrica, diciamo che per l'Italia, come vi farò vedere anche poi da alcuni grafici statistici, siamo arrivati un pochettino a una certa stasi, non c'è stato negli ultimi anni un grosso sviluppo, ma c'è un settore che sicuramente può e deve avere uno sviluppo, che è quello del riscaldamento, dell'utilizzo della geotermia per il riscaldamento o più in generale per la climatizzazione degli edifici, e che costituisce una parte importante, sicuramente può dare un contributo importante al risparmio energetico e alla transizione verso le rinnovabili. Un po' di accademia, ecco, la geotermia la possiamo, in senso generale, la possiamo classificare in base all'utilizzo. Esiste una geotermia fatta per la produzione elettrica, che utilizza fluidi a temperature fluidi naturali che sono contenuti nel sottosuolo, che hanno con temperature che vanno dai 150 gradi in su, oppure una geotermia invece in cui le temperature sono troppo basse per poter generare corrente elettrica, per cui si utilizza direttamente il calore. Quindi distinguiamo una geotermia per la produzione elettrica e una geotermia per gli usi diretti del calore, quando le temperature sono al di sotto dei 100-150 gradi. La geotermia che prevede usi diretti del calore è una geotermia rivolta al riscaldamento, sostanzialmente alla climatizzazione con sistemi a pompe di calore geotermico, di cui poi parleremo diffusamente dopo, perché possono essere l'applicazione fondamentalmente geotermica, fondamentalmente utilizzata in Liguria. E poi non dimentichiamo le applicazioni storiche, gli usi termali. Gli usi termali, la geotermia, storicamente corrisponde con gli usi termali, e quindi terapeutici e ricreativi dei fluidi caldi naturali. Possiamo però anche distinguere la geotermia, qui mi sa che sia saltata una slide, sì, vabbè, in base alla profondità, perché la geotermia per usi elettrici, quella ad alta temperatura, di solito corrisponde anche a grande profondità. I fluidi caldi non si trovano se non al di sotto dei 1000, 1500, 2000 metri, mentre abbiamo una geotermia a bassa temperatura che è anche a bassa profondità, quando si ricercano fluidi o calore a profondità dell'ordine di qualche centinaio di metri, ci si accontenta magari di poche decine di gradi, che sono, come vedremo, comunque sfruttabili per il riscaldamento. Ah no, scusate, eccola qua la slide, non la riconoscevo più, è questa qua, quindi abbiamo una geotermia a bassa profondità, vedete un tipico profilo di temperatura che abbiamo nel sottosuolo fino a circa 200 metri di profondità, dove al massimo raggiungiamo, qui siamo già in condizioni direi molto particolari, qua siamo, Marco mi ha già strizzato l'occhio perché ha riconosciuto un profilo termico di Acquiterme, che è il sistema idrotermale più importante vicino a noi, dove arriviamo addirittura a 200 metri, quasi a 40 gradi, che è veramente una rarità per le nostre parti. Quindi profondità limitate, temperature relativamente limitate. Invece sulla destra avete un profilo di temperatura in un pozzo geotermico toscano, dove a 4 km abbiamo temperature quasi di 400 gradi, quindi siamo ben oltre quel limite di 150 di cui abbiamo parlato prima. È rinnovabile? Ma sì, è rinnovabile perché intanto alla scala del tempo umano
il calore terrestre può essere considerato praticamente inesauribile. Il calore interno terrestre esiste da quando è nata la Terra e continuerà a esserci, quindi 4 miliardi di anni, e continuerà a esserci almeno per 4 miliardi di anni, perché la fonte primaria del calore interno terrestre è la radioattività naturale. La radioattività naturale agirà, farà il suo processo fino alla fine della storia della Terra, quindi per miliardi di anni. Però per estrarre energia dal sottosuolo abbiamo bisogno di un fluido, acqua o comunque un fluido naturale che permetta di trasportare l'energia del sottosuolo, il calore del sottosuolo verso la superficie. Quindi non è tanto il calore in sé che ci interessa per la rinnovabilità, ma piuttosto la presenza di un fluido che permette di rinnovare la risorsa. Il calore non si esaurisce, ma se esauriamo il fluido la risorsa non è rinnovabile. Quindi attenzione a non estrarre troppo fluido senza che non ci sia un meccanismo per il reintegro del fluido stesso nel sottosuolo. Se raggiungiamo un equilibrio, se il budget è in pareggio, allora possiamo dire che la risorsa è inesauribile. Per gli usi elettrici, quelli della Toscana, tanto per intenderci, questo può costituire un problema, perché la quantità di fluide estratte sono molte e non è facile mantenere il bilancio in equilibrio. Tant'è vero che in Toscana cosa si fa? Si estrae il fluido, si produce l'elettricità e il fluido poi assolutamente non viene liberato nell'ambiente, anche perché inquinerebbe, no? Non è acqua pura quella che estraiamo dal sottosuolo. Una volta che è raffreddato viene rimesso, iniettato nuovamente nel sottosuolo. Questo per cercare di chiudere il circuito, di mantenere il più possibile il sistema chiuso e quindi non impoverire la risorsa. Quindi per gli usi elettrici questo problema di rinnovabilità del fluido c'è, ma viene in qualche modo mitigato. Non c'è assolutamente invece per gli usi che vedremo, che potenzialmente possono essere fatti in Liguria, quindi ad esempio per le pompe di calore geotermico. Quindi la rinnovabilità dipende sostanzialmente dal tipo di applicazione. Per gli usi elettrici bisogna usare molta cautela, per gli usi invece diretti del calore e per la bassa temperatura, bassa profondità, invece non ci sono problemi di rinnovabilità, è una risorsa completamente rinnovabile. Dove sono le risorse geotermiche in Italia? Ecco, così iniziamo un po' a imparare qualcosa del nostro territorio e vedere come siamo messi anche in Liguria. Le principali risorse geotermiche si trovano, manco a farla apposta, nelle aree di vulcanismo recente. Vedete quelle aree colorate in rosso nel centro Italia, sud Italia, rappresentano i vulcani più o meno attivi attualmente o attivi in tempi recenti, dove ci sono le principali risorse geotermiche attualmente sfruttate o comunque potenzialmente sfruttabili. In queste aree, in queste zone, il flusso di calore terrestre, che è la quantità di calore che viene liberata dall'interno della Terra verso la superficie, può essere fino a 10 volte superiore rispetto al flusso di calore medio terrestre. Il flusso di calore medio terrestre è una quantità veramente piccola, parliamo di circa 80 milliwatt per metro quadro, che vuol dire, ecco, se pensate che dal Sole invece arrivano 800 watt su metro quadro, parliamo di una quantità che è 5 ordini di grandezza più piccola del calore proveniente dal Sole, quindi una quantità estremamente piccola. Immaginate che per accendere una lampadina da 80 watt, se potessimo utilizzare il calore terrestre che esce dalla superficie mediamente, dovremmo in qualche modo utilizzare una superficie di 1000 metri quadri. Nell'ipotesi che riuscissimo tutto quel calore a trasformarlo in energia elettrica, cosa che è impossibile perché ovviamente non
può essere da un punto di vista fisico e ingegneristico, no? Non possiamo trasformare tutto il calore completamente in energia, ma abbiamo delle perdite e quindi una resa più bassa. Quindi è una quantità veramente piccola. E sulla destra vedete una mappa del flusso di calore in Italia che ci fa vedere come sono proprio le aree dell'Italia centrale e meridionale, soprattutto l'area toscana, dove abbiamo i flussi di calore più elevati. Nelle aree geotermiche toscane possiamo avere dei valori di flusso non di 80 ma di 800 mW su metro quadro, addirittura quasi 1000 mW su metro quadro, 1 watt per metro quadro. La Liguria. Andiamo un po' a vedere cosa succede in Liguria. Questo è un dettaglio del flusso di calore che abbiamo in Liguria e vediamo che tra Genova e la pianura padana, il Piemonte, vediamo delle curve che rappresentano le linee di isovalori di stesso flusso di calore che vanno da 70-80 mW su metro quadro, quindi siamo nella media terrestre, non è che stiamo di più né di meno, siamo nella media, ma questo vuol dire che non siamo certo nelle condizioni che vorremmo, cioè essere una piccola Toscana, poter avere un flusso di calore elevato, quindi vorrebbe dire avere potenzialità geotermiche elevate. Quindi siamo in una condizione normale, diciamo normale. Quindi questo sembrerebbe dire che la Liguria non abbia delle potenzialità e la geotermia ce la potremo anche dimenticare, ma questo vedremo non è. D'altro canto, se guardiamo la produzione, questo è un grafico del GSE, il gestore dei servizi energetici, che ci fa vedere una statistica relativamente recente fino al 2021. Purtroppo le statistiche non sono mai aggiornate perché sono sempre relative agli anni precedenti, no? Occorre che finisca l'anno prima di avere la statistica dell'anno in corso, quindi c'è sempre un gap, un ritardo tra quella che è lo stato attuale e quello che è rappresentato in questi rapporti. Che cosa vediamo? Vediamo la riga nera rappresenta la crescita della produzione elettrica nel settore delle rinnovabili, quindi questa è l'elettricità prodotta solo da fonti rinnovabili e vediamo che dal 2007 al 2021 c'è un trend positivo, cioè le rinnovabili sono in crescita, stanno assumendo sempre più forza, sempre più importanza. Se però guardiamo la riga rossa è la geotermia elettrica, quindi quella prodotta in Toscana, l'energia sostanzialmente elettrica prodotta dalla Toscana, e vediamo una linea piatta, quindi non c'è crescita nel settore elettrico. Questo è un po' il lato debole al momento della geotermia. La geotermia è localizzata in Toscana, ha una produzione costante, comunque di tutto rilievo, perché siamo in Italia, produciamo circa 900, abbiamo una potenza installata di 900 megawatt, che è superiore a quella dell'Islanda, no? Tutti quando pensano a geotermia pensano all'Islanda, terra di vulcani, là hanno il 50-60% dell'energia elettrica prodotta col geotermico, quindi pensano a chissà che cosa, ma noi produciamo più energia elettrica degli islandesi con la geotermia, solo che gli islandesi sono un decimo, forse anche meno di quelli che siamo noi, quindi è più che sufficiente. Però vedete quindi che la produzione elettrica rimane stazionaria, quindi questo è un dato che bisogna tenere in considerazione, perché allora ci potremo domandare: ma allora quale sviluppo potrebbe avere la geotermia se l'elettrico più di tanto non fa, e probabilmente non farà, perché si continuerà a investire laddove si sa che la risorsa c'è, ma probabilmente non si andrà a esplorare altri
potenziali campi geotermici vicino alle aree vulcaniche, perché questo richiede grossi investimenti che al momento sembra che non siano all'orizzonte. Allora ha senso svilupparla, e come ha senso svilupparla? E in particolare, visto che il settore elettrico è stazionario, è stabile e sembra che nell'immediato non possa avere sviluppi, potrebbe aver senso, questa è la domanda, sviluppare l'energia geotermica per la produzione di calore? Apparentemente ci si potrebbe, ponendosi questa domanda, ci potrebbe rispondere, ma il calore sì, forse è importante, ma non è dal punto di vista economico così remunerativo come produrre energia elettrica. Ma andiamo a vedere da vicino quali sono i consumi dell'energia in Europa e in Italia. Allora, intanto vediamo questo diagramma che ci mostra come la maggior parte dell'energia prodotta in Europa, non dico la maggior parte ma quasi, perché siamo al 47%, quindi quasi la metà dell'energia che viene prodotta in Europa, è destinata al settore heating and cooling, cioè riscaldamento e raffrescamento, quindi alla climatizzazione degli edifici. Quindi metà dell'energia che viene prodotta in Europa, indipendentemente dalla fonte, è consumata per riscaldare e raffrescare, e di questa grossa fetta solamente il 20%, circa il 19%, è prodotta con rinnovabili. Quindi gran parte dell'energia che noi in Europa usiamo per produrre calore o per rinfrescarci viene prodotta da fonti non rinnovabili. Questo è un punto importante. Quindi vabbè, sono numeri, saremo adeguati alla media europea. Andiamo a vedere l'Italia invece cosa fa. Allora, in Italia questa sulla sinistra è una statistica relativamente aggiornata a 2023, purtroppo non ci sono dati 2025 perché 2025 deve ancora chiudersi, né ho trovato dati disponibili 2024, ma siamo in linea più o meno con questa fotografia di fine 2023, inizio 2024, dove abbiamo che, questa è relativa solo all'elettricità, circa il 50%, anzi circa il 60%, non 50% dell'energia elettrica è prodotta da fonti non rinnovabili. È vero che c'è stato negli ultimi anni, parlo dal 2015 al 2023-24, un grossissimo incremento delle fonti rinnovabili, perché oggi l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, quindi idroelettrico, solare, eolico, biomassa e nelle altre rinnovabili trovate anche la geotermia, qua dentro è nascosta ma c'è la geotermia, arriva a quasi, anzi poco più del 40%, quindi c'è stato un grosso incremento. Pochissimi anni fa eravamo a un 21-22%, quindi c'è stato un grosso balzo in avanti delle rinnovabili. Però c'è ancora una grande fetta di uso di combustibili fossili per produrre elettricità. Che fine fa l'energia che produciamo in Italia? In Europa abbiamo visto che circa il 50% viene spesa per riscaldamento e raffrescamento. In Italia l'80% dell'energia viene spesa nel settore heating and cooling, riscaldamento e raffrescamento. Quindi noi consumiamo la maggior parte dell'energia che produciamo per riscaldarci e per rinfrescarci d'estate. Quindi questo vuol dire che stiamo peggio della media europea in questo senso, e quindi direi che ho risposto alla domanda: ha senso utilizzare l'energia geotermica per il settore heating and cooling, cioè semplicemente per il riscaldamento? Certamente sì, perché andiamo a utilizzare una fonte rinnovabile in un settore che è fortemente deficitario, penalizzato relativamente alle rinnovabili. Quindi possiamo dare sicuramente un beneficio
all'ambiente e anche all'economia se utilizziamo la geotermia anche a bassa temperatura, a bassa profondità per riscaldarci o a rinfrescare, raffrescare gli ambienti. Ecco, per fare questo abbiamo però bisogno di una macchina, abbiamo bisogno dell'aiuto degli ingegneri, non bastano i geofisici e i geologi, abbiamo bisogno delle pompe di calore. Le pompe di calore sono un dispositivo che permette di aumentare o viceversa diminuire la temperatura di una fonte di calore portandola da un livello basso non utilizzabile, in cui la temperatura è troppo bassa per essere utilizzata, a un livello più elevato e quindi utilizzabile per i nostri usi e applicazioni. In pratica, adesso non voglio spiegarvi cos'è una pompa di calore, magari qualcuno lo sa meglio di me, però sostanzialmente è una macchina frigorifera, un frigorifero alla rovescia, no? Che permette l'estrazione di calore da una sorgente a bassa temperatura e questo calore poi lo possiamo utilizzare per portarlo laddove ci serve. Ne esistono di varie tipologie, molti di noi ce l'hanno in casa, ci sono le pompe di calore aria-aria, quelle che assorbono calore dall'aria esterna per riscaldare l'aria interna dei nostri edifici, e una particolare pompa di calore è la pompa di calore geotermica che usa il terreno come sorgente a bassa temperatura. È conveniente fare questo? Beh, è molto conveniente perché il terreno ha una temperatura pressoché costante durante l'anno, soprattutto se andiamo a profondità al di sotto dei 20-25 metri. E quindi abbiamo una sorgente che non risente delle variazioni invece di cui risente la temperatura dell'aria o la temperatura dell'acqua. Potremmo usare anche come sorgente a bassa temperatura l'acqua del mare o l'acqua di un lago se ci troviamo vicino a un lago. Il sottosuolo non risente di queste variazioni, quindi abbiamo una sorgente a temperatura costante che ci permette di estrarre calore a piacimento. Ecco, l'energia che possiamo estrarre quindi sarà una energia che in parte deriva dall'ambiente, vedete quel QAmb significa il calore che riesco a estrarre dal sottosuolo, dal terreno, più un'energia che dobbiamo fornire alla macchina per fare questo lavoro di estrazione del calore dal sottosuolo. Energia che sarà energia elettrica. Dice, ma allora torniamo a spendere energia elettrica? Sì, una parte di energia elettrica dobbiamo spenderla, dobbiamo utilizzarla, se però è energia elettrica che riusciamo a produrre da altre fonti rinnovabili, ad esempio idroelettrico piuttosto che eolico, piuttosto che solare, ecco che realizziamo un sistema senza emissioni di CO2 per riscaldarci. Ecco, esistono varie tipologie di pompe di calore geotermiche. Queste sono, che vedete qui nell'immagine, sono diciamo le due principali, poi ci sono tante altre applicazioni, ad esempio ci sono le applicazioni che inseriscono lo scambiatore di calore nel terreno, addirittura nei pali di fondazione degli edifici, quindi direttamente nella struttura stessa dell'edificio. Ci sono applicazioni a pompa di calore geotermico che sfruttano le acque che vengono drenate dagli scavi nelle gallerie ferroviarie o nelle gallerie stradali, ad esempio. Ma diciamo che per le abitazioni la tipologia più comune è quella rappresentata in questi due schemi. Ne possiamo avere dei sistemi cosiddetti a circuito aperto, questa sigla GWHP significa Groundwater Heat Pump, cioè pompa di calore che usa l'acqua del sottosuolo,
oppure delle GSHP, Ground Source Heat Pump, cioè delle pompe di calore che usano il terreno come sorgente di calore diretta. Nei sistemi a circuito aperto, nelle ground water heat pump, abbiamo un pozzo di estrazione. Ecco, noi quando parliamo di pozzi non pensate ai classici pozzi dove si butta il secchio, si tira su l'acqua, eccetera. Parliamo di perforazioni di diametro di una decina di centimetri o giù di lì. Marco, aiutami, 15 centimetri. Ecco, 15, le sonde sono 15 centimetri, ecco, quindi parliamo di dimensioni molto limitate, che vanno a pescare acqua nelle falde acquifere sotterranee. L'acqua della falda acquifera sotterranea ha una temperatura pressoché costante durante l'anno. Da quest'acqua viene mandata alla pompa di calore, alla macchina che estrae calore da quest'acqua, portandola a temperatura poi che serve all'abitazione per gli usi sanitari, riscaldamento, bagni, docce e quant'altro. Dopodiché l'acqua viene rimandata attraverso un pozzo di iniezione nuovamente in falda, quindi si realizza, è un circuito aperto, nel senso che l'acqua entra, esce e rientra nel circuito. Quelli a circuito chiuso, alla tipologia a circuito chiuso, che probabilmente la tipologia che potrebbe avere massima diffusione in Liguria. Perché? Ma perché in Liguria non abbiamo delle grosse falde acquifere, quindi è difficile estrarre, che troviamo acqua nel sottosuolo, no? Abbiamo rocce mediamente poco permeabili, quindi non c'è tanta acqua nel sottosuolo. Allora cosa si fa? Si fa sempre una perforazione di piccolo diametro che si spinge più in profondità. In questa perforazione vengono inseriti dei tubi di piccolo diametro in cui viene fatto circolare un fluido, sostanzialmente acqua più un liquido refrigerante, e si utilizza il foro, questo circuito artificiale che viene creato, come uno scambiatore di calore che assorbe calore dal terreno e lo porta alla macchina pompa di calore. Questo circuito è un circuito chiuso, cioè non c'è nessuno scambio fisico di fluido tra la perforazione e il terreno, rimane vincolato dentro questo circuito. C'è solo uno scambio fisico di calore che viene trasferito dal terreno al fluido che circuita nei tubi e fino alla macchina pompa di calore. Questo sistema a circuito chiuso viene chiamato anche Boreal Heat Exchanger, scambiatore di calore in pozzo, boreal e pozzo, trivellato, e in italiano qualcuno lo chiama anche sonda geotermica verticale. Ecco, sonde geotermiche verticali che raggiungono 100 di metri di profondità. Ecco. Ovviamente possono essere messi più scambiatori verticali in parallelo a seconda di quello che è il fabbisogno energetico dell'abitazione, della struttura che si vuole rinfrescare riscaldare o rinfrescare. Perché rinfrescare? Perché la cosa interessante di queste macchine, delle pompe di calore, che sono reversibili, cioè noi possiamo semplicemente, commutando la macchina, far sì che anziché venga estratto calore dal sottosuolo, noi possiamo immettere calore nel sottosuolo. Questo lo possiamo fare d'estate, quando abbiamo eccesso di calore nelle nostre abitazioni. Noi possiamo commutare la macchina e dirgli: estrai calore dalla nostra abitazione e immagazzinalo nel sottosuolo, creandoci una riserva poi per l'inverno. Quindi riusciamo in qualche modo a bilanciare l'estrazione che facciamo d'estate. Perché si può fare in Liguria e quali sono soprattutto i parametri che possono condizionare il funzionamento, la resa, il rendimento di questi sistemi?
I fattori geologici che devono essere valutati sono le temperature nel sottosuolo, le condizioni geologico-stratigrafiche e idrogeologiche soprattutto, conseguentemente che tipo di regime termico abbiamo nel sottosuolo, abbiamo pura conduzione oppure abbiamo convezione. La convezione può essere un fattore anche che favorisce lo scambio termico, quindi se c'è forse anche meglio. Quali sono le proprietà fisiche, o meglio termofisiche del sottosuolo? E poi fondamentalmente quello che interessa nella progettazione è la conducibilità termica delle rocce. Una roccia, se conduce meglio il calore, meglio è in questo tipo di applicazioni. Quindi andiamo a vedere quali sono le condizioni termiche del sottosuolo in Liguria. Qui abbiamo pochi dati, ma li abbiamo. Ecco. Non è facile andare a misurare la temperatura a 100-200 metri di profondità. Bisogna fare una perforazione, bisogna avere strumenti di misura appositi per farli, e non è che sia così semplice trovare delle perforazioni profonde. Negli ultimi anni, grazie anche a Marco, che qualche buco per terra l'ha fatto in Liguria, siamo riusciti a fare un po' di misure qua e là. Qui vedete questi pallini rossi sono dei sondaggi dove siamo riusciti a misurare, a registrare le temperature in profondità. Sono più o meno tutti, a parte uno che è una vecchia perforazione fatta per scopi di ricerca nel Savonese, sono tutti nel circondario di Genova, in situazioni geologiche diverse. Le profondità di questi sondaggi vanno dagli 80 ai 200 metri. E in questi sondaggi abbiamo fatto delle misure, sono disponibili delle misure di temperatura indisturbata del terreno, cioè la temperatura di equilibrio, quella che è la temperatura in condizioni normali. Questi sono i profili di temperatura dei vari sondaggi. Vedete, mostrano che cosa? Delle temperature che vanno dai 14 gradi e mezzo circa ai 18 gradi e mezzo, ben diverse da quelle che abbiamo visto in quel profilo termico che vi ho fatto vedere all'inizio di Acquiterme, dove abbiamo delle temperature di 40 gradi a poche decine di metri di profondità. Una cosa interessante è che notate come in quasi tutti la temperatura cresce con la profondità. È molto evidente ad esempio per il pozzo di Savona Santuario, no? Dove abbiamo un bel profilo lineare con la temperatura che cresce come vogliono i libri di testo, con la profondità, no? Con un gradiente geotermico. Cos'è il gradiente geotermico? È l'aumento di temperatura con la profondità di circa 30 gradi chilometro. Qui più o meno abbiamo quello canonico, classico. Ecco, sul genovesato invece abbiamo delle situazioni strane. Ad esempio notate come il profilo termico del pozzo realizzato a Multedo, proprio qui diciamo ponente genovese, vede una diminuzione della temperatura con la profondità, un gradiente negativo, un gradiente geotermico negativo. Ma ancora più sorprendente, ecco, se vedete questo è un pozzo fatto proprio a 100 metri da questa sede, dell'Accademia. Ne parlerà poi Marco, perché è un case history molto interessante. E qui vedete tutta questa parte che è evidenziata in rosso, è caratterizzata da un gradiente geotermico negativo. Cosa vuol dire gradiente geotermico negativo? Vuol dire che in questo caso il calore non si sta muovendo dal basso verso l'alto, ma si sta muovendo dall'alto verso il basso. In pratica l'ambiente esterno sta scaldando il sottosuolo.
Ecco, questo tipico profilo con gradiente iniziale negativo fino a 60 metri circa è una chiara indicazione del riscaldamento climatico recente. Qui abbiamo un'inversione nel gradiente geotermico legata a questo riscaldamento climatico che è evidenziato nei dati meteorologici, ma lo vediamo anche nei dati di temperature sotterranee. È un'evidenza molto, molto chiara. Ecco, questo che potrebbe sembrare una cattiva notizia, dice, ma allora questo riscaldamento climatico esiste davvero? In realtà potrebbe essere, anche dal punto di vista energetico, potrebbe essere una buona notizia. Perché? Ma perché noi stiamo immagazzinando del calore nel sottosuolo che potremo sfruttare poi per i nostri scopi, quindi abbiamo più calore a disposizione di quello che naturalmente dovrebbe esserci, quindi cerchiamo di utilizzarlo al meglio. Questo è anche interessante, sempre a supporto del riscaldamento climatico, scusate, globale e non, quindi anche locale, è l'andamento di gradi giorno per riscaldamento rilevati in Italia tra il 75 e il 2021. Che cos'è? In parole povere ci fa vedere quanto sia la differenza tra la temperatura ambiente indoor, quindi delle nostre case, e la temperatura esterna giornaliera. Che cosa vediamo? Vediamo che dal 75 a oggi questa differenza tende a diminuire. Questo significa che la temperatura esterna sta aumentando. La temperatura interna è sempre la stessa, noi teniamo le nostre case a 18-20 gradi, ma la temperatura esterna sta salendo, quindi la differenza tende a diminuire. Perfetto, vado avanti. Ecco, viste le temperature che abbiamo nel sottosuolo in Liguria, questa è un grafico che ci mostra i coefficienti di prestazione di una pompa di calore geotermico. Che cos'è il coefficiente di prestazione? È il rapporto tra l'energia che consumiamo e l'energia che produciamo. Nel nord Europa, dove le pompe di calore sono molto ben sfruttate, ce ne sono a migliaia installate, i coefficienti di prestazione, è la riga verde, sono attorno a 4, cioè se consumiamo un'unità di energia elettrica otteniamo 4 unità di energia termica. Dalle nostre parti, freccia rossa, le temperature che abbiamo sui 18 gradi in Liguria ci permetterebbero, a parità di temperature di uscita della pompa di calore, di avere dei coefficienti di prestazione di quasi 6, quindi 6, quasi 2 volte quello che fanno nel nord Europa. Quindi questo potrebbe essere un motivo importante per giustificare perché utilizzare pompe di calore da noi, perché abbiamo le temperature molto favorevoli. La conducibilità è un altro aspetto importante, perché all'aumentare della conducibilità termica aumenta anche la potenza termica che noi possiamo estrarre dal sottosuolo. In Liguria abbiamo delle conducibilità nelle rocce molto elevate, sono rocce che hanno delle ottime caratteristiche dal punto di vista termofisico, quindi abbiamo i requisiti. Quindi in Liguria le temperature sono ottimali, abbiamo litotipi e rocce con buona conducibilità termica e quindi abbiamo sicuramente convenienza a sfruttare il terreno come un serbatoio di calore attraverso sistemi a pompe di calore geotermico, dove un po' ovunque nell'entroterra, perché abbiamo condizioni climatiche soprattutto in inverno piuttosto diciamo fredde, no? Quindi il terreno rimane caldo, benissimo. Sulla costa ma le temperature sono più miti, questo è vero, ma sulla costa abbiamo il problema che d'estate abbiamo temperature troppo elevate e quindi potremo sfruttare la reversibilità delle pompe di calore d'estate immettendo calore nel terreno e quindi avremo vantaggio ugualmente a utilizzare pompe di calore geotermico.
Vado un po' più rapido, salto magari qualche tabella che è poco, diciamo, comprensibile magari più, per andare a vedere, ecco, vediamo questa, che purtroppo questa ci fa vedere l'evoluzione dal 2021 al 2023 dell'energia termica prodotta dal geotermico in Italia, e ahimè purtroppo anche a livello nazionale non c'è stato un grosso sviluppo, ma quello che a me pesa di più sinceramente è questo diagramma, che ci fa vedere che l'energia termica da fonte geotermica nelle varie regioni, e in particolare in Liguria, è allo 0,0. Quindi praticamente in Liguria, ora qualche impianto è sfuggito alla GSE sicuramente, perché Marco qualche impianto in Liguria l'ha fatto, però direi che questa statistica è abbastanza emblematica, cioè la Liguria è un po' il fanalino di coda anche per, non solo in generale per le rinnovabili, perché si fa pochissimo in Liguria con le rinnovabili e si fa pochissimo con la geotermia. Quindi concludo, poi lascio la parola a Marco. La geotermia a bassa profondità e bassa temperatura ha un notevole spazio di crescita, soprattutto per usi civili e industriali, riscaldamento e raffrescamento. In Liguria, che è generalmente concepita come una regione a bassa potenzialità geotermica, in realtà ci sono le condizioni geologiche e climatiche che sono ben idonee per lo sviluppo della geotermia a bassa profondità. Cambiamo relatore. Grazie Massimo, grazie, volevo ringraziare l'Accademia di questo invito che sicuramente mi riempie di orgoglio. Sicuramente vedo dei miei docenti davanti a me, c'è il mio relatore di laurea lì davanti che mi sta fotografando, quindi sono solo contento e solo orgoglioso di essere qua. Allora, io rappresento in questo momento la parte più realizzativa, più operativa. Molti, quasi tutti i buchi che avete visto misurati lì sono stati seguiti in prima persona, progettati da me e realizzati, e poi diciamo la collaborazione con l'università configura assolutamente un valore aggiunto che io cerco sempre di perseguire. Vi farò vedere qualche cosa, molti dei concetti sono già visti, quindi salterò magari qualche slide anche perché siamo un pochettino in ritardo e vorrei lasciare un po' di tempo per le vostre domande, semmai andandosi a focalizzare su 2 o 3 aspetti che secondo me sono fondamentali e su una piccola panoramica anche della situazione europea, perché abbiamo parlato della situazione italiana e ci tenevo a darvi anche qualche indicazione, qualche spunto sulla situazione europea. Perché siano convenienti le pompe di calore l'ha già compiutamente spiegato Massimo, quindi non è assolutamente il caso di andare a vedere. Il discorso del consumo energetico totale sia nel mondo che in Italia l'abbiamo già affrontato. Noi consumiamo il 49% dell'energia totale che utilizziamo per produrre calore. Questo è il consumo in Italia nel 2021, i dati aggiornati, anzi poi ti devo dire una cosa, su questi dati stanno uscendo, stanno arrivando, e quindi mi permetto di chiudere questa parte con una piccola battuta. La battuta è questa: in questo momento noi abbiamo un elefante, che è l'elefante del heating and cooling, che schiaccia assolutamente sia la sicurezza energetica nazionale che tutti gli obiettivi climatici. Se la produzione di l'energia elettrica cuba per il 25%, concentrarsi su fotovoltaico, eolico, altre fonti di cui si discute tanto di produzione elettrica, per carità ben vengano tutte, ma non ci risolveranno il problema se non affrontiamo in maniera ragionata e integrata il problema della produzione di calore. Calore non potrà essere tutto e solo la geotermia, però la geotermia dovrà fare una parte importante di questo. I sistemi sono quelli che ha descritto Massimo. In Liguria utilizzeremo quasi sempre sistemi a circuito chiuso, quindi a sonde geotermiche verticali, profondità commerciali ormai tra i 100 e i 150 metri, usuali in Liguria 125-150 metri si fanno normalmente, mentre i sistemi a circuito aperto, che sono quelli più performanti, si possono fare laddove solo abbiamo delle falde molto ricche, molto produttive, cioè in pianura padana. Milano e Torino
Torino vivono di questi impianti, specialmente Milano, che è assolutamente il faro trainante a livello nazionale, però non li abbiamo qua, quindi è inutile stare a perderci tempo. Io a Milano ne ho fatti, per carità ne sto seguendo adesso anche a Torino, ma qua non è possibile farli. Dal punto di vista, piccola nota geologica, dal punto di vista geologico in questo caso ci dovremmo preoccupare di due aspetti: da una parte il cono di depressione, cioè dove andiamo a prelevare il fluido da termovettore da far passare poi nella nostra pompa di calore, dall'altra la parte del duomo di reimmissione che vedete innalza il livello piezometrico e crea eventualmente dei fenomeni di ritorno dal pozzo di resa verso il pozzo di presa. Attualmente si sta anche ragionando, e nel nord Europa lavorano molto su questo, nello sfruttare questo effetto, perché se io do 180 giorni a questo tempo di percorrenza dell'acqua di falda nel sottosuolo, posso reimmettere 180 giorni in una stagione, posso reimmettere acqua calda alla fine dell'estate che mi ritrovo all'inizio dell'inverno per far funzionare con un'efficienza maggiore il nostro sistema. Le equazioni, le ha già citate Massimo, i regimi termici su cui si riferiamo nel sottosuolo sono il regime termico conduttivo e quello convettivo qua rappresentati, e noi geologi dobbiamo preoccuparci della progettazione, e questa progettazione va affrontata sempre in maniera estremamente consapevole e specialistica. È un campo da specialisti, qua c'è anche l'ordine dei geologi della Liguria, abbiamo 2 consiglieri qua che ci ascoltano e quindi sono ben felice anche di parlare a loro. Cerchiamo di parlo un po' del panorama, poi fatemi un cenno quando devo finirla lì e passare alle domande. Cominciamo a farci 2 domande. È una tecnica innovativa? È una tecnologia immatura? Tecnologia innovativa sì, perché abbiamo visto prima quale potrebbe essere il suo impatto sul consumo energetico nazionale, nel cercare di spostare un po' quell'elefante che abbiamo visto. Quindi sicuramente l'applicazione è da considerarsi ancora adesso assolutamente innovativa e quasi rivoluzionaria, potremmo dire, in qualche tempo. Il fatto che sia invece immatura no, perché queste sono tecniche che nascono negli anni 50 negli Stati Uniti, ma dal 1980 in Svizzera. Nel 1980 Ribach già pubblicava degli articoli. Questo disegno qua che vedrete, se avete visto anche prima, vedrete adesso nelle mie slide, è di una pubblicazione di Ribach del 1980, semplicemente ricolorato. Okay, quindi è il disegnino che tutti utilizziamo quando parliamo di circuito chiuso e risale agli anni 80. La diffusione europea. La diffusione europea viene monitorata da un panel che è l'EGEC, l'European Geothermal Energy Council, a cui ANIGHP, che è l'Associazione Nazionale dei Produttori di Impianti, partecipa con i vari consiglieri, anch'io partecipo ogni tanto alle riunioni, e EGEC pubblica con cadenza biennale un market report, viene chiamato, sullo stato della geotermia in Europa, dividendola per settori. Quindi partiamo da geotermia a bassa e bassissima temperatura e bassa profondità anche, quindi la shallow geothermal, che è quella di cui stiamo parlando adesso, per poi passare a tutti i vari usi e che vi ha descritto Massimo, fino ad arrivare alla produzione geotermoelettrica e con profondità la deep geothermal, che arriva fino a 2-6 km di temperature alte o elevatissime. E EGEC pubblica questo market report che divide i vari settori e fa un commento sullo stato del mercato in Europa per l'anno o per il biennio. A volte viene pubblicato con cadenza annuale, cadenza biennale. Il Market Report 2025 è in uscita, non ce l'avevo ancora disponibile per mettervelo, quindi utilizziamo i dati del 2023, che comunque sono aggiornati. Le pompe di calore geotermiche sono il capitolo 3 del Market Report e
se andiamo a leggere vediamo che in quell'anno c'è stata una crescita del 12% con 150.000 unità installate in Europa nel 2023, un totale del parco installato di circa 2,3 milioni di pompe di calore, dove però, vedete qua, lo scrivono anche nel riassuntino, il mercato è ancora dominato da Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia, che rappresentano attualmente metà della capacità installata. C'è da dire, questi dati sono sicuramente veritieri, forse un filino sottostimati per l'Italia, dove non esiste ancora una raccolta organica di questi dati. Adesso con Istat stiamo cercando di aprire un dialogo proprio per inserire nel prossimo censimento sui consumi degli italiani proprio delle pagine, delle voci geotermiche, per avere una raccolta di dati il più pervasiva possibile, magari di livello non approfonditissimo, ma cerchiamo di essere molto molto pervasivi in questo. Vi faccio vedere un po' di case history, poi mi fermo, di cui solo questo non è ligure, ma mi piaceva per mostrare alcune peculiarità dell'applicazione di queste tecniche. Qua siamo in un rifugio alpino, Rifugio La Roda in cima a Paganella, è anche l'unico che non ho fatto io, ma mi piaceva tanto che ve l'ho messo lo stesso. Siamo sulla cima delle piste da sci, dove prima dell'installazione di una pompa di calore geotermica, pensate che si riscaldavano portando d'estate il gasolio con le botti e i trattori fino sul rifugio. Siamo in zona parco e avevano delle cisterne sulla cima della montagna in zona parco di tutela assoluta. Poi il parco gliel'ha vietate, qualcuno gli ha spiegato che con le sonde geotermiche si poteva risolvere il problema, hanno fatto un impianto a sonde geotermiche, ovviamente l'energia elettrica ce l'hanno perché arriva la seggiovia, e dove arriva la seggiovia l'energia elettrica per farle funzionare, le pompe di calore c'è, e stanno viaggiando da ormai 7-8 anni con un impianto a sonde geotermiche, così come la Skyway del Monte Bianco. Tutte le stazioni intermedie e finali della Skyway del Monte Bianco sono riscaldate con sistemi a sonde geotermiche verticali. Qua faccio vedere qualcosa di ligure. Qua siamo a Genova, salita San Nicolò, Corso Firenze, è uno di quei buchi che avete visto, una piccola casetta monofamiliare in Corso Firenze. Mi direte, ma dove sta una casa monofamiliare in Corso Firenze? In realtà esiste perché è questo piccolo edificio qua, dietro l'orto dell'albergo dei poveri, quello che è, credo che adesso il comune lo utilizzi come vivaio per le piante, o se lo utilizzano ancora, lo utilizzavano. Questo signore aveva dei grossi problemi perché i vicini non gli davano permesso per transitare coi tubi del gas nelle proprietà vicine, però aveva il diritto di passo. Siamo entrati con la perforatrice, la casetta è piccola, abbiamo fatto una sonda verticale da 125 metri e gli abbiamo risolto il problema di riscaldamento e raffreddamento. Quindi laddove ci sono dei problemi di accesso, la cima della montagna, casi particolari come questo, la geotermia è una tecnica di riscaldamento e di climatizzazione, per meglio dire, da tenere assolutamente in considerazione. La flessibilità progettuale è un'altra delle ragioni che ci piace sempre esporre, perché questa è una centrale termica. Non avendo combustioni, le centrali termiche sono estremamente silenziose, estremamente pulite e possono essere collocate in qualsiasi locale della casa, senza bisogno di certificato incendi, senza bisogno di canne fumarie, senza, diciamo, alcuni dei disagi legati proprio alla combustione che avviene se no in altre maniere. Collettore sonde, avete pompa di calore, accumuli, ma non c'è la canna fumaria. Oppure alcune case tedesche adesso fanno macchine per installazioni monofamiliari, ma macchine che hanno la dimensione di un frigorifero e sono più silenziose di un frigorifero. Vi assicuro, quella non si capisce se è accesa o spenta, può essere messa in salotto o in cucina a fianco al frigorifero. Io ne ho una installata in un edificio da una dozzina d'anni e non ho avuto mai nessuna lamentela di rumorosità o cosa da parte nessuna lamentela in generale, ma tantomeno lamentele di rumorosità da parte del cliente. Ovviamente negli edifici unifamiliari si può arrivare a una totale indipendenza energetica.
basta avere un po' di pannelli fotovoltaici sul tetto e si soddisfa la produzione, si soddisfa il consumo, qua siamo a Melazzo, quindi vicino a casa tua, oppure possiamo, diciamo, essere importanti per altri aspetti. Qua siamo in Albaro, via Puggia, c'è un complesso residenziale abbastanza recente con una trentina di alloggi che è alimentato da 16 sonde geotermiche e realizzate sotto, questo è il piano box, sotto i box sono state realizzate le sonde geotermiche e comunque anche qui uno dei pregi è la totale assenza di impatti visivi, non abbiamo necessità di apparire, semmai è un po' un fattore penalizzante, perché la pala eolica è bella, si vede, i pannelli fotovoltaici belli o brutti che siano si vedono, la geotermia una volta che l'hai fatta non si vede più, è solo il padrone, solo il proprietario sa che c'è e che con un pulsante si scalda o si raffresca. Qua siamo in quel caso a Multedo che ha fatto vedere prima Massimo, questa è una palestra che attualmente è in corso di ristrutturazione con tecnologie NZEB, cioè edificio a circa zero energia, e anche lì ho fatto sonda pilota, response test, quindi misura delle proprietà termofisiche, e attualmente ho visto che il cantiere è in fase di avanzata ultimazione, dovrebbe prossimo essere ultimato, quello che dicevamo. E qua siamo invece, lo chiamo edificio direzionale in centro a Genova, ma in realtà è la Banca Passadore qua dietro, sapete dov'è? Banca Passadore si è alzata di un piano, no? Recentemente, la climatizzazione è tutta geotermica e deriva da sonde fatte nell'interrato, quindi quella misura di temperatura che vi ha fatto vedere Massimo prima è stata fatta proprio qua in piazza Picapietra praticamente, ed è anche importantissima quella misura a livello di discussione normativa, perché è l'unico impianto presente in centro a Genova, e se in quel foro lì misuro delle temperature in aumento, siccome qualcuno magari dice ma magari questi impianti possono indurre delle variazioni termiche nel sottosuolo, ma quello è il primo in centro a Genova, e quando prima di iniziare a farlo funzionare abbiamo già misurato la variazione termica, possiamo esibire un dato che dice no, la variazione termica è in atto ed è legata ad altri fenomeni, e semmai questi impianti possono anche in qualche maniera contribuire a mitigarla. Qua abbiamo invece un edificio alberghiero di lusso in Portofino, l'edificio è quello, abbiamo realizzato 9 sonde da 125 metri, viene climatizzato, ovviamente in questo caso siamo assolutamente in riva al mare, il riscaldamento è vero che non è un problema, ma più ci spostiamo sugli edifici di tipo alberghiero ma anche residenziale e più siamo prossimi alla costa, il problema diventa estivo. Ormai l'esigenza di climatizzazione è fortissima, servirebbero gruppi frigo esterni, quelli con i ventoloni, rumorosi, eccetera, sempre più grossi, sempre più impattanti, perché comunque vanno a scaldare l'aria. Tra parentesi, il parco di Portofino lì lo ha vietato. Adesso sono vietati gli elementi ventilanti perché alterano comunque il microclima locale, innalzano le temperature dell'aria in estate, e quindi abbiamo fatto un impianto geotermico così costituito che, tra parentesi, vi assicuro, rispetto al costo di acquisto e di gestione di quella villa è stato letteralmente una bazzeccola. Questo è in fase di ultimazione, siamo a Pieve Ligure, ci sono 2 edifici residenziali, qua c'erano, sono stati buttati giù, adesso vengono ricostruiti, abbiamo fatto 6 sonde geotermiche, anche lì in una casa normale ne sarebbero serviti magari solo 2 o 1 o 2 per casa, hanno ormai delle esigenze, tutte case moderne vetrate con esigenze di climatizzazione. Dice dottore, ma perché ce ne vuole così tante? Architetto, mi ha fatto una serra, cioè se devo tenere fresca una serra ovviamente ho un'esigenza di potenza che è strabordante rispetto a un edificio come può essere questo, ad esempio. E qua, ecco qua, si vede la perforatrice all'opera in uno di questi siti. Questo è il log termico conseguente. Mi
consente di far vedere un'altra cosa, questo log termico, parlo più ai colleghi geologi, siamo in calcari dell'Antola, erano belli asciutti, nonostante la vicinanza al mare, belli asciutti e neanche troppo caldi, fino a 70-80 metri, siamo a più 20 sul livello del mare, a 80 metri abbiamo trovato delle fratture in collegamento col mare lì davanti che ci hanno portato dentro acqua che d'estate si riscalda parecchio per i noti e soliti motivi, e quindi abbiamo delle temperature, vedete, che superano abbondantemente in foro, superano abbondantemente i 20 gradi e poi stanno sui 19,5, una follia. Nei testi classici si parla di massimo 13, 14, qua ormai siamo 19,5, 20, cioè temperature elevatissime. E ecco qua, abbiamo qua, vabbè, la stratigrafia, abbiamo avuto ingressione di acqua a questo livello. E quindi io potrei anche fermarmi qua, adesso c'è un po' di dati anche europei, parliamo un po' di situazione normativa, magari l'aspetto normativo non vi interessa così tanto, credo che possiamo dedicare magari questi minuti che abbiamo a qualche domanda, a qualche curiosità per poi salutarci. Prego. Quanto ha speso quel signore? Sì, un attimo solo, le do subito la... Allora, tanto li ringraziamo i due relatori per l'interessante e bella relazione che ci ha fatto ragionare su quanto consumiamo per raffreddarci e riscaldare i nostri ambienti. Assolutamente, come la geotermia potrebbe darci proprio una grossa mano, anche in casi molto speciali, come ha fatto vedere, sì, molto particolari. Mi piace dire che bisogna ragionare sempre su impianti un po' tailor made, cioè fatti di sartoria, perché bisogna veramente calare un po' l'impianto nel progetto. Non è la caldaietta o il gruppo frigo che io appiccico su un sistema di distribuzione e lo faccio andare, però poi le performance sono molto più elevate e le soddisfazioni sono conseguentemente elevate. Bene, allora, qualche domanda? Abbiamo tempo? Quanto ha speso quel signore di Corso Firenze nella casetta per fare quell'impianto? Allora, la domanda, vabbè, poi mi riservo di dirglielo in privato semmai la cifra, ma vi faccio ragionare su una cosa. Quando si ragiona su quanto costa questo tipo di installazione, bisogna sempre ragionare su non qual è il costo totale, ma qual è l'extra costo rispetto a una soluzione tradizionale con caldaia e ad esempio climatizzazione con gruppo ad aria. Vi do un ordine di grandezza, in quel caso lì la sonda era una sola, quindi non ha speso poi tanto. Comunque l'ordine di grandezza che l'extra costo è rappresentato esclusivamente dalle perforazioni, perché come ordine di grandezza la centrale di produzione costano dopo il 110%, costano tanto, fin troppo le centrali, gli idraulici si fanno pagare anche forse un po' tantino, ma costano uguali, cioè mettere un sistema climatizzazione ad aria più caldaia costa come una, anzi forse la centrale geotermica costa 2 euro in meno, e poi c'è la parte di perforazione che ha una certa entità che però decresce in maniera molto molto rapida col numero di alloggi. L'incidenza massima lei l'avrà sempre su un edificio monofamiliare. Man mano che gli alloggi aumentano, l'incidenza pro unità scende, ma in maniera veramente verticale. Cioè a Milano ho seguito un progetto dove abbiamo 100 alloggi distribuiti su 3 torri che sono alimentati da 2 pozzi di presa e 3 pozzi di resa profondi ciascuno 40 metri e vi assicuro, li hanno voluti fare, ma sono ridondanti, bastava uno di presa e 2 di resa, ma proprio per essere ipercautelativi, quindi con una spesa veramente ridotta di extra costo di perforazione. Ormai è 3 anni che sono aperti, che funziona, ci sono 100 alloggi riscaldati in inverno e raffrescati in estate e non abbiamo avuto cioè il funzionamento è stato assolutamente perfetto fino adesso. Non mi ha risposto per un motivo, adesso poi le rispondo. Va bene, passiamo a un'altra Prego. domanda, intanto poi. Sì.
Anzitutto grazie per la presentazione a tutti e due professori, grazie, è molto interessante. Quindi, diciamo, io avrei 2 o 3 domande, quindi spero di riuscire a stare nei tempi. Allora, la prima è quanto tempo ci mette a cedere calore, diciamo, nei circuiti chiusi, cioè va sotto, diciamo, attraverso le tubazioni, però immagino che questo scambio di calore ci vorrebbe, cioè non so se è una cosa immediata oppure più o meno. No, immediata, sì, abbiamo allora, da un punto, Massimo, vedi anche tu che adesso c'è anche un po' di teoria, comunque nei tubi dobbiamo garantire comunque, nei tubi delle sonde, un flusso turbolento, quindi siamo sempre su velocità di circolo piuttosto elevate. Il fenomeno, come lei probabilmente correttamente ha intuito, ha dei transitori, sicuramente abbiamo delle diminuzioni istantanee se andassimo a loggare, no, minuto per minuto di funzionamento, ci sono delle diminuzioni e delle risalite di temperatura che poi tendono a spianarsi. Okay? Infatti le norme europee ti danno le rese e come prima indicazione tabellare le rese, le lunghezze di progetto vengono computate per 1800 ore anno di funzionamento o 2400 ore uso gravoso, intendendo, queste sono le norme tedesche, le VDI 4640, intendendo la sola fase di riscaldamento. La fase di raffrescamento ce la devo aggiungere. Poi abbiamo dei software di calcolo che nei casi più complessi, Portofino, anche Pieve, ho dovuto lavorare un po' per ottimizzare, ma sì, quando vi dicevo tailor made, effettivamente un po' tailor made bisogna farlo. Ecco, poi diciamo la seconda domanda è che anni fa avevo letto sul Secolo che la Liguria non si era attrezzata per quanto riguarda la geotermia, cioè io avevo letto che nelle altre regioni, non so, tipo la Lombardia che lei ha citato, eccetera, era stato, diciamo, forse inserito come energie rinnovabili. Volevo sapere se nel frattempo questa cosa è cambiata. La Regione Liguria è molto molto attenta adesso, veramente. Abbiamo un dialogo come ANIG HP estremamente produttivo con i funzionari del settore energia di Regione Liguria, e ancora ieri c'è stata una riunione a cui ha partecipato anche Luigi Perasso, che è seduto lì a fianco a lei, in cui si comincia a parlare anche di teleriscaldamenti geotermici, sistemi a livello di quartiere che possano distribuire e gestire calore o fluido geotermico in queste condizioni. Per quello che riguarda invece l'attrezzarsi normativo, è verissimo quello che lei dice, la Lombardia è stata la prima e ancora adesso fa un po' da regione guida, ma dal 2022 esiste un decreto ministeriale che quando è nato veniva diciamo della vulgata chiamato decreto posasonde, il decreto ministeriale 378 del 2022, a cui abbiamo partecipato anche come piattaforma alla stesura e anche ad alcune revisioni che sono in corso, che da una parte norma i percorsi autorizzativi per queste realizzazioni, dall'altra impone a tutte le regioni la realizzazione di un registro delle utilizzazioni che Regione Liguria ha istituito, anche se forse adesso, cioè è in fase di start-up, di inizio, comunque è stato istituito con un atto amministrativo dello scorso anno, quindi mi è stato anche trasmesso la cosa, quindi Regione Liguria ha partecipato anche in maniera attiva, proattiva alla definizione delle soglie dell'ultimo conto termico. Non so se avete sentito parlare del conto termico 3.0, i coefficienti di calcolo per gli impianti geotermici sono stati proposti da noi ANIG HP per tramite Regione Liguria. Ok, scusi, l'ultima, proprio abbiate pazienza, era il discorso, siamo qua. I sondaggi, diciamo, visto che queste sonde vanno messe sottoterra, prima come fate, diciamo, a individuare il punto, diciamo, lo so che siete geologi, eccetera, quindi ci mancherebbe, però capisco la difficoltà. Abbiamo la difficoltà, ma abbiamo chi ci ha insegnato a guardare in sottosuolo prima dalla bibliografia, dalle carte, dallo studio, e poi le ubichiamo, diciamo, più che ubicarle si tratta di dimensionarle, perché quando lei ha una proprietà di una villetta o villa, anche villa meravigliosa come Portofino, poi gli spazi sono sempre piuttosto risicati, quindi non è che devo decidere dove metto la sonda geotermica, semmai quanto lunga dovrà essere lei o il campo sonde per soddisfare tutte le esigenze di progetto. Non c'è poi un punto preciso da dire qui
è meglio di qui, non siamo in queste condizioni, ecco. No, vabbè, è ovvio, ma quelle sono condizioni particolari dove non si dovrebbe neanche, diciamo, ambiti di frana, piuttosto che altri ambiti sono ovviamente è vietata l'edificazione, è vietata anche la realizzazione delle sonde geotermiche, ma parliamo di situazioni normali, non di situazioni eccezionali. Prego signora. Grazie. Professoressa dovrei dire. Io ho una domanda interessata perché abito in uno di quei palazzi di Genova che hanno l'ingresso in una strada, poi il palazzo sulla collina. Quindi entriamo in un bel tunnel scavato nella roccia dove d'inverno c'è bel teporino e d'estate c'è bel freschetto. Poi si va su e abbiamo 9 piani, più di 20 appartamenti, però ci si potrebbe fare qualcosa in termini di geotermia? Allora, uno dei fattori critici, centro storico, margine del centro storico, tutto costruito attorno. Allora, uno dei fattori critici è la disponibilità di spazio, quindi da una parte ci vuole una valutazione per qualsiasi nuovo progetto. La prima cosa che io chiedo sempre è stata fatta una valutazione della potenza necessaria, qual è la potenza termica realmente necessaria, che vi dico è sempre la metà o anche un terzo di quella che è la caldaia installata, perché le caldaie installate venivano installate, ancora vengono installate, serve 10, ma ne mettiamo, allora mettiamo invece 10 kW, facciamo 20, ma no 25, va che va un po' meglio, e quindi se vado a leggere i valori di targa e vado in un condominio, leggo 300 kW, ok, 150, 120, so già che più o meno è così. E per rispondere alla sua domanda, allora il tunnel potrebbe dare un apporto, ma è sicuramente troppo piccolo. Per darle una risposta dovrei conoscere minimamente, se vuole lo si fa, non c'è problema, è il nostro lavoro poi, quindi volentieri, ecco. C'è ancora una domanda? Volevo chiedere ancora dal punto di vista dei costi, però non costi economici ma costi energetici, nel senso complessivamente quanto si spende a livello di energia per produrre questo impianto, perforazione eccetera, paragonandolo con un impianto tradizionale analogo? Cioè tutto il ciclo, life cycle assessment dell'impianto, lei mi sta chiedendo. E allora, studi di questo tenore sono stati fatti o sono in corso di redazione dal Politecnico di Torino, quindi il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino e il gruppo del professor Seti e del professor dell'amico Alessandro Casasso, con cui lavoriamo spesso e volentieri. Sono sicuramente, a memoria non li ricordo in questo momento, sono sicuramente degli impianti che hanno una spesa energetica globale più alta all'inizio, così come l'investimento è più alto all'inizio. Il discorso qual è? Che la curva dei costi di gestione monetari piuttosto che degli impatti complessivi da lì andare avanti, gli impatti complessivi da lì andare avanti sono praticamente zero, è praticamente piatta, e la curva delle spese è la spesa di esercizio, però abbiamo visto che mediamente consumiamo un quinto di energia elettrica per far funzionare il sistema. Se poi l'energia è autoprodotta, meglio ancora. Io personalmente in casa mia viaggio a zero come spesa annuale. Casa mia era quella gialla che avete visto con i pannelli. Tendenzialmente allora io ahimè conosco meglio quello economico, che è un dato che è stato sviluppato molto anche dall'Università di Milano. Giriamo sempre tra i 5 e gli 8 anni, quindi è una cosa ragionevole. Quello energetico francamente non le so rispondere, le chiederei le lascio la mail di Alessandro e sicuramente saprà essere più dotto di me, ecco. Prego. C'è ancora qualche domanda? Un'ultima domanda.
Dimmi Fede. Ciao. Ciao. Da consigliere condominiale, no? Tu hai fatto l'esempio... Col microfono così ti registrano, così ti registriamo tutto quello che dirai e sarà Pronto? usato. Ecco. Senti, sì. Come consigliere del mio condominio, no? Sì. Tu hai fatto l'esempio, diciamo, di Valletta Puggia, quindi 16 sonde per 30 appartamenti. Il mio condominio... Okay. 9. Il mio condominio sono sempre circa 30 appartamenti, ma tutti in verticale, non hanno tutto quello spazio orizzontale. Allora, pensate di risolverlo? Perché per Genova il problema forse è proprio questo. Sì, sicuramente. Allora, ci sono dei problemi proprio pratici nella penetrazione, nella penetrazione della tecnologia sono dei problemi pratici e dei problemi culturali. Avevo poi una slide, magari i problemi culturali, eccola qua, sì, me l'ero dimenticato. C'era questa slide qua sulla penetrazione culturale che ve la lascio lì da vedere. I problemi pratici sono effettivamente l'occupazione di spazio, ma la sfida tecnologica e ingegneristica adesso non è tanto nella parte geologica quanto nella parte ingegneristica, perché le case produttrici di pompe di calore stanno spingendo molto per fare macchine sempre più performanti e che raggiungano facilmente anche le temperature elevate tipiche dei condomini esistenti. Se oggi case produttrici che abbiano pompe di calore utili al riscaldamento con i radiatori come quelle magari sono 3 o 4, e l'Italia la fa anche da padrone, ve lo dico, in questo campo abbiamo delle tecnologie anche innovative. Nei prossimi 5 anni probabilmente tutti i produttori ci daranno macchine che arrivano a 70, 80, 90 gradi di temperatura con performance sempre più elevate. Ovviamente salendo di temperatura un pochettino la resa cioè il consumo elettrico aumenterà, ma anche su quello stanno lavorando, specialmente con il discorso gas frigorigeni. Questo è l'attuale trend tecnico-economico del market. Ecco. Bene, direi che c'è stato dibattito, possiamo concludere qui, ringraziamo ancora i 2 relatori e mi sembra che ci sia molto interesse verso questa geotermia, questo sistema geotermici a bassa temperatura. Complimenti ancora. Grazie a tutti voi di essere venuti.